Caterina nacque in una famiglia numerosa nella splendida città di Siena, un luogo noto per aver dato i natali a molti santi nel lontano anno 1347. Fin da piccola mostrava una profonda pietà e una devozione insolite per la sua età, tanto che a soli 7 anni la sua fede si manifestò in gesti di straordinaria maturità spirituale. A 8 anni, con un cuore già pieno di amore divino, Caterina fece un voto di verginità, promettendo di dedicare la sua vita interamente a Dio. Questo impegno la portò a vivere in modo austero, limitando le sue parole solo a ciò che era necessario e trascorrendo lunghe ore in preghiera e meditazione. Anche il suo corpo divenne strumento di questa sua offerta. Digiunava spesso e si infliggeva penitenze severe, tutto per avvicinarsi di più al suo sposo celeste. Nonostante fosse ancora molto giovane, non mancarono le difficoltà. Veniva spesso insultata e umiliata da coloro che non comprendevano la sua scelta di vita, ma lei, con straordinaria forza d'animo, sopportava tutto per amore di Gesù, restando ferma nel suo cammino di fede. I suoi genitori, vedendo la sua determinazione e sentendo che una mano divina la guidava, decisero di lasciarle completa libertà nelle sue scelte religiose. Caterina, diventata membro delle terziarie domenicane, intensificò ulteriormente le sue pratiche di mortificazione, incluso un rigoroso silenzio che mantenne per 3 anni interi. In tutto questo, il suo confessore vigilava affinché non esagerasse e Caterina, sempre obbediente, accettava queste direttive con umiltà. Il suo cuore bruciava di un fuoco apostolico. Oltre a dedicarsi alla preghiera e alla penitenza, Caterina si occupava anche di scrivere lettere cariche di passione spirituale a influenti leader religiosi e politici, chiedendo loro di agire per il bene comune e la pace. Grazie al suo intervento, riuscì a convincere il Papa a fare ritorno a Roma da Avignone e a mediare la pace tra città in conflitto, ottenendo risultati che ebbero un impatto profondo su tutta l'Europa. Caterina amava il Papa con una devozione straordinaria, chiamandolo il dolce Cristo in terra. Dopo una vita di servizio dedicato e di sofferenze offerte per amore, il Divino Maestro la chiamò a sé, donandole le stimmate e molte altre grazie celesti, fino a portarla in cielo il 29 aprile dell'anno 1380. Santa Caterina da Siena rimane una delle figure più luminose della storia della Chiesa, una donna il cui zelo e attività sono rimasti un esempio per tutti coloro che la conoscono, tanto che Papa Pio XII la proclamò patrona principale d'Italia, riconoscendo la sua vita come un percorso di santità che ha toccato innumerevoli cuori, lasciandoli sempre un po' migliori di prima. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.